direi che per la Regione Sardegna è importantissimo riqualificare i circoli. Tra l'altro questo evento a Berlino si inserisce in un quadro che è più generale, quello della promozione delle nostre industrie, delle nostre piccole e medie imprese, del nostro artigianato, della nostra agricoltura nel mondo. Stiamo cercando nuovi sbocchi, chiaramente, perché in un contesto dove dal punto di vista economico abbiamo delle sofferenze, quindi giovani che devono emigrare per cercare occasioni e opportunità di lavoro. I circoli sono una rete già costituita, una rete che conosce il contesto in cui opera e quindi può essere un trampolino di lancio per collegare la nostra Sardegna, la nostra cultura alle realtà di mercati nuovi all'interno di un sistema che ormai sta andando verso la globalizzazione. Quindi uno sforzo per proporci in questo contesto è importantissimo e i circoli sono uno degli strumenti, una delle leve che può effettivamente avviare qualcosa di nuovo e originale. L'importante è anche puntare comunque sull'equilibrio tra tradizione e nuovo. E questa è la sfida che noi stiamo cercando di mettere in atto, perché il circolo tradizionale, così come noi lo conosciamo, che pure ha avuto una grande importanza per far conoscere la nostra cultura, la nostra produzione alimentare, che diciamo ha delle eccellenze, sono rimasti in alcuni casi molto ancorati al passato, quindi stiamo cercando di dare un orientamento nuovo, speriamo di riuscirci.